Perché secondo me lui ha sbagliato per la sua carriera a fare questo? Innanzitutto è palesemente una scelta solo economica. Perché dico questo? Perché se ne va a gennaio, se ne va da una squadra che comunque l'ha fatto esplodere, poi poteva esplodere da qualsiasi altra parte, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma è una squadra che comunque non è che naviga insomma a metà classifica, che non sta andando bene, che ha fatto un exploit un paio d'anni fa con lo scudetto e poi è morta. L'anno scorso chiaramente è stata una stagione veramente complicata e lo sappiamo tutti, è inutile magari ricordarcela, anche perché mi fa veramente male ricordare la stagione passata, ma sta lasciando soprattutto una squadra che è prima in classifica con un allenatore che si può solo definire top, ragazzi, al di là se Antonio Conte possa piacere o meno, è un allenatore top che ha riportato entusiasmo, ha riportato lavoro, ha riportato tutto e ha riportato al momento il Napoli primo. Poi, fine anno, l'obiettivo del Napoli è la Champions, l'Inter vincerà lo scudetto, bla bla bla, non lo so, ma al momento stai lasciando una squadra che è in piena lotta per il campionato in Italia.